Un sorpasso azzardato con un'auto che invade la corsia e si schianta contro il veicolo che sta arrivando in quel momento, quando sul posto era attivo un senso unico alternato per permettere ai vigili del fuoco e ai carabinieri di soccorrere una persona finita fuori strada per un colpo di sonno. Hanno perso la vita così poco dopo le 18 sulla strada 309 Romea, all'altezza di Rosana di Codevigo, Carlo Cavalieri, 51 anni, e la moglie Concetta Biliardi, 48 anni, originaria di Gela, in Veneto, per lavoro. Per i due non c'è stato nulla da fare. Alla guida dell'auto che ha causato l'incidente un 43enne di origine marchigiana residente a Spinea, nel veneziano. Ricostruita dai carabinieri di Piove di Sacco la dinamica dell'incidente, per lui è scattata l'accusa di omicidio stradale. L'uomo adesso si trova agli arresti domiciliari, un incidente che ripropone tutte le problematiche di una strada tra le più pericolose d'Italia.